Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Vediamo quali sono i principali fatti di oggi sulle prime pagine. Allora, vediamo che oggi in primo piano c'è la manovra finanziaria, soprattutto dopo i rilievi di Banca Italia, che dice una manovra per ricchi, insomma, e non per il ceto medio. Allora andiamo a vedere il Corriere della Sera, appunto, manovra, duello sui redditi. Banca Italia, benefici per quelli più alti, ma arriva la replica del ministro Giorgetti, che invece sostiene che questa legge di bilancio tutela i medi. I conti dell'ufficio parlamentare di bilancio: dal taglio dell'IRPEF ci saranno 408 euro in più che andranno ai dirigenti e soltanto 23 euro invece agli operai. Vediamo le altre notizie. Aumenti medi del 6-7%, il no della CGIL è politico, contratti parla il ministro Zangrillo. E poi il voto, le regionali in Campania a fine mese, il 23-24 novembre si voterà per il nuovo governatore. Roberto Fico è in testa secondo i sondaggi, secondo questo sondaggio di Nando Pagnoncelli, è il volto scelto dal centro-sinistra, invece Edmondo Cirielli al 42,5%, lo sfidante del centro-destra, il PD primo davanti a Fratelli d'Italia. La guerra in Ucraina, Pokrovsk, i raid e la resistenza, i droni sono un incubo, continua la battaglia attorno a Pokrovsk, la località strategica del Donbass. L'armata russa stringe d'assedio i difensori ucraini e avanza anche a costo di ingenti perdite. Lottiamo casa per casa, la testimonianza degli ufficiali di Kiev, l'incubo dei droni. Vediamo anche questa fotonotizia nel taglio centrale. Da un cavò in Canada spunta il tesoro degli Asburgo. I gioielli erano spariti nel 1921 e c'è anche il diamante appartenuto ai medici. Qui vediamo nella foto l'imperatore Carlo e la consorte Zita con il figlio maggiore Ottone. Nei riquadri invece alcuni dei gioielli trovati, tra cui la produzione del Florentiner. Vediamo la prima pagina di Repubblica di oggi, anche qui la manovra in primo piano, una manovra che premia solo i ricchi. IRPEF, la denuncia di Banca Italia e Istat. Giorgetti, il taglio tutela i redditi medi. E poi il caso Almastri, si ritorna a parlare del generale libico, si muove adesso il Copasir, il PD, governo mente su date. Il caso Almastri non è chiuso, il Copasir lo riapre e convocherà il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. L'opposizione attacca la versione del governo sul torturatore libico che è stato arrestato 2 giorni fa a Tripoli, in coerenza sulle date. Ricordiamolo, il caso scoppiò quando appunto Al-Masri venne fermato a Roma e venne rimpatriato in Libia con un volo di Stato. Vediamo Libero, meno tasse, sinistra in rivolta, PD e compagni contro il taglio dell'IRPEF ai ricchi, cioè a chi prende più di 2.000 euro, secondo Libero. Schlein chiede una super patrimoniale e la Propal albanese va in piazza con i sindacati. Poi vediamo questa fotonotizia invece con il sindaco comunista di New York, scrive oggi Libero, che mette i milionari in fuga, vanno tutti a Miami. E poi i fan italiani di Mamdani, appunto il nuovo sindaco che poco piace al presidente degli Stati Uniti Trump, e gli Stati Uniti tornati grandi.
Ma i Dem non si illudano, Donald è ancora più forte, questo per quanto riguarda appunto la politica negli Stati Uniti. Vediamo il giornale, tutti contro il ceto medio, Banca Italia e Istat criticano la manovra, Giorgetti tutela la borghesia, ma il Financial Times incorona Meloni, lezione all'Unione Europea su spread e conti. E poi effetto Mandami sulla sinistra italiana, Schlein chiede subito una patrimoniale. Il manifesto, quindi insomma tutti i quotidiani come vediamo in apertura mettono questa la manovra, soprattutto il taglio dell'IRPEF che dal 35 passa al 33% per il ceto medio, così dice il ministro Giorgetti, ma secondo Banca Italia, secondo l'Istat e secondo le opposizioni invece è un taglio che va ad avvantaggiare i più ricchi. Il manifesto scrive: beati i ricchi, la legge di bilancio redistribuisce al contrario dai poveri verso chi ha di più. A certificarlo sono Istat, Banca Italia e Ufficio parlamentare di bilancio che nelle audizioni al Senato bocciano la manovra di Meloni. Anche qui vediamo dalla nuova IRPEF andranno 408 euro in più all'anno ai dirigenti, solo 23 euro agli operai. Restiamo sulla prima pagina del manifesto per parlare invece dei famosi centri per migranti in Albania. Nuovo scacco ai centri in Albania, la Corte d'Appello di Roma dubita che l'Italia potesse firmare il protocollo con Tirana. Il Messaggero, ceto medio, il piano del MEF. Giorgetti in manovra 3,4 miliardi per le famiglie, Banca Italia sostenere il potere d'acquisto e poi allarme salute, il 10% degli italiani rinuncia a curarsi per le lunghe liste d'attesa, più fondi alla sanità. Vediamo anche la riforma della giustizia nel taglio alto del Messaggero, carriere separate, Nordio vede Schlein, non mettiamo i PM sotto al governo, intanto si va verso il referendum, appunto sono state raccolte e depositate le firme per votare, per appunto chiedere l'istituzione di un referendum su questa riforma. Meloni e le polemiche sulla casa, sulla sua casa, un villino che ha acquistato appunto la Premier. Le entrate dicono è un villino, è tutto in regola, questo dopo le polemiche scoppiate nei giorni scorsi. L'Agenzia delle Entrate ha confermato che la casa di Giorgia Meloni all'Eur è correttamente classificata come villino, quindi categoria A7, non come villa di lusso A8 come ha fatto rilevare qualcuno. Le verifiche tecniche escludono irregolarità o favoritismi fiscali, le dimensioni, la corte esterna e le caratteristiche rientrano nella norma. L'appunto ufficiale smentisce quindi le presunte agevolazioni indebite. Vediamo l'intelligenza artificiale in ospedale che aiuta a scoprire abusi sulle donne. A Torino 2000 casi di violenze non denunciate sono stati individuati proprio analizzando il linguaggio dei referti con l'intelligenza artificiale. E poi anziani a rischio per le truffe telefoniche, arriva il codice contro i finti parenti, quindi la classica telefonata rivolta a persone anziane nella quale si dice che un parente, un figlio ha avuto un incidente, che bisogna dare dei soldi per evitare insomma che finisca in galera, più o meno è questa la storia. Ecco, adesso che ci sarà questo nuovo codice, ma soprattutto l'informazione nei confronti di tutti quanti, credo che stia avendo anche dei buoni risultati, visto che sempre più persone anziane riescono a sventare queste truffe. La Stampa, Banca Italia gela Meloni, manovra per ricchi. Taglio IRPEF, effetti nulli per i redditi bassi, favoriti invece i manager, non gli operai. Vediamo questa fotonotizia con Yannick Sinner che si racconta a Torino, parla con i bambini, ho paura del buio, dice il campione numero 1 del tennis, e poi amo dormire e i go-kart. E ancora restiamo su questa prima pagina della Stampa perché c'è un'intervista al
presidente Abu Mazen, che dice disarmare Hamas è una necessità per i palestinesi. La soluzione a due stati in cui entrambi i popoli vivano fianco a fianco resta la pietra angolare del progetto palestinese e della legittimità internazionale, dice Abu Mazen, intervistato anche da Avvenire. Abu Mazen, che ha incontrato Papa Leone XIV, oggi invece incontrerà il premier Giorgia Meloni. E allora Europa e Santa Sede garantiti per la pace, intervista da Abu Mazen ieri dal Papa e oggi appunto da Meloni, la via due popoli, due stati, l'unica percorribile. Li vediamo qui appunto mentre si stringono la mano. E poi ancora taglio IRPEF, Istat e Banca Italia, per i più ricchi e più vantaggi, insomma più o meno. Questa è la notizia del giorno che ritroviamo non solo su tutte le prime pagine ma anche in apertura. Vediamo il Sole 24 Ore. Un dato che riguarda l'occupazione e la cassa integrazione. In 9 mesi la cassa integrazione aumenta del 18%, tra gennaio e settembre autorizzate 429 milioni di ore, pari a 275 mila occupati. Persi 1,3 miliardi di monte salari, soffrono soprattutto i reparti della meccanica e della metallurgia. Ci fermiamo, facciamo una breve pausa, ritorniamo tra poco con i fatti regionali e con gli aggiornamenti del nostro sito siciliaweb.it. Seconda parte della nostra rassegna stampa, ben trovati, e adesso vediamo le notizie sul nostro sito siciliaweb.it. C'è una notizia di questa mattina, l'ennesima truffa per quanto riguarda il super bonus. Vediamo l'apertura: condominio fantasma per frodare lo Stato, sequestrati 10 milioni. Complessa truffa col super bonus a Siracusa, sotto accusa una società di costruzioni. Allora andiamo a vedere all'interno questa notizia: un condominio fantasma creato a tavolino per accedere illecitamente al super bonus 110%, e questo è il fulcro della complessa truffa scoperta dalla Guardia di Finanza di Siracusa, che oggi ha portato al sequestro preventivo di beni e crediti d'imposta per oltre 10 milioni di euro. Il raggiro è stato ideato dal rappresentante di una società di costruzioni siracusana con l'obiettivo di ottenere indebiti vantaggi fiscali, simulando la costruzione di un condominio che in realtà non è mai esistito. Tutto è partito dall'acquisto di un albergo in disuso di oltre 5.000 metri quadrati, rilevato per circa 1 milione di euro. L'edificio, completamente abbandonato attraverso un articolato progetto di riqualificazione, è stato trasformato dalla società in un moderno complesso residenziale, i cui appartamenti risultano oggi in parte già venduti. Però tutto è stato realizzato a spese dello Stato. Ovviamente è stata scoperta questa truffa naturalmente nel corso delle edizioni del nostro telegiornale. Poi vi daremo tutti i dettagli di questa ennesima truffa per quanto riguarda appunto il super bonus. Ma intanto andiamo a vedere un'altra notizia sempre della Sicilia Web. Siamo sempre sulla cronaca: furti ed estorsioni, fermati i cavalieri del ritorno. Siamo a Palermo, 7 persone sono state arrestate, altre 8 sono indagate tra Bagheria, Ficarazzi e Villa Abate per furto ed estorsione. I carabinieri hanno sgominato una banda di giovani italiani che rubavano auto e moto per poi chiedere soldi ai proprietari con il metodo del cosiddetto cavallo di ritorno. I militari hanno ricostruito 10 episodi di furto, 4 estorsioni consumate e 2 tentate, oltre a 2 casi di ricettazioni. Queste 2 notizie appunto di oggi sulla prima pagina della siciliaweb.it. Ma intanto torniamo ai quotidiani, quindi vediamo le prime pagine. Ripartiamo da Repubblica Palermo, dove naturalmente troviamo
ancora la nuova inchiesta che vede tra le persone coinvolte l'ex governatore della regione siciliana Totò Cuffaro. Il piano segreto di Cuffaro, scrive Repubblica, voleva ricandidarsi alla guida della Sicilia. L'annuncio al suo collaboratore intercettato. Nell'inchiesta spuntano altre 2 talpe. L'avvocato del leader DC lascia l'incarico. E poi questo retroscena, la moglie del boss che ha incontrato appunto Cuffaro e dice: io adoro Totò. Ancora sanità, indagine sugli appalti, ci sono altre 12 richieste di arresto. E poi l'intervista al dirigente del Partito Democratico Giuseppe Provenzano, che dice: fine di un sistema, il governatore ora si dimetta. Le opposizioni che chiedono le dimissioni di Renato Schifani dopo quello che sta accadendo ormai da mesi in Sicilia, ma intanto c'è la risposta di Schifani che dice: non mi fermo. Andiamo all'interno per vedere queste notizie. Intanto il piano segreto di Cuffaro: vuole ricandidarsi a Palazzo d'Orléans. Così diceva Vito Raso, lo storico collaboratore dell'ex governatore, intercettato dai carabinieri del Ross mentre parlava con un amico. Il leader dello Scudo Crociato e Saverio Romano intanto saranno interrogati il prossimo 14 novembre. L'accusa più grave è quella di associazione a delinquere, dicevamo. Totò Cuffaro finito in questa inchiesta, ma assieme a lui c'è anche il deputato Saverio Romano. Vediamo nell'altra pagina questa intercettazione che è venuta fuori. Intanto i rapporti tra Cuffaro e questo imprenditore Santo Castiglione legato ai mafiosi che fece votare per la Democrazia Cristiana. Per le comunali del 2022 Totò Cuffaro poté contare su un sostenitore molto influente, appunto Santo Castiglione, ritenuto vicino ai boss Capizzi di Villa Grazia. Dalle intercettazioni del Ross emerge che l'imprenditore andava a casa dell'ex governatore e poi diceva ai suoi collaboratori: Totò mi ha domandato la cortesia, gli servono 600-700 voti. Dicevamo imprenditore vicino ad un boss, la moglie del padrino che ha avuto modo di conoscere tramite lui appunto l'ex governatore siciliano. Io adoro Totò, sono innamorata di lui, grazie per avermelo fatto incontrare. E intanto per il governatore questi sono tempi duri, i giorni diventano sempre più difficili, ma Schifani dice: io non voglio fermarmi. Il presidente convoca una giunta straordinaria, ma fa sapere che non intende dimettersi. Salteranno i dirigenti indagati, tensione nel vertice di maggioranza Fratelli d'Italia ed MPA all'attacco appunto del governatore, con il quale i rapporti sono stati abbastanza tesi in questi ultimi tempi. Ricordiamo a partire da quando si è votata la manovra quater. Andiamo a vedere ancora un'altra inchiesta che sconvolge ancora una volta la Sicilia, maxi inchiesta su appalti in sanità, ci sono 12 richieste di arresto. Il nuovo filone dell'indagine su Sciacchitano, che Sciacchitano è un commercialista già ai domiciliari, per appunto un'indagine sulla sanità, dove era coinvolto Sorella Sanità, ed è nuovamente nel mirino degli inquirenti. Ma non solo lui, anche altri manager e alti burocrati. Gare truccate al Civico e al Villa Sofia, sotto accusa anche una funzionaria e un provveditore. Il Giornale di Sicilia apre proprio con questo nuovo scandalo della sanità siciliana, soprattutto a Palermo. Chiesti altri arresti, fari puntati su appalti e ai tangenti, si allarga l'inchiesta che ha portato ai domiciliari appunto Sciacchitano. Restiamo su questa prima pagina per vedere invece questa notizia. Mauro Glorioso si è laureato in medicina. Il giovane ferito a Torino appunto ha conseguito la laurea
ha coronato il suo sogno accanto a familiari e amici, che è Mauro Glorioso, un giovane studente palermitano che studiava a Torino ed è stato vittima di un incidente. Dei giovani hanno lanciato una bici elettrica dai Murazzi, e questa bici lo ha colpito rendendolo tetraplegico, appunto colpito da una bici lanciata dai Murazzi, ora è tetraplegico, il sostegno dell'Ateneo di Palermo. La Gazzetta del Sud: Cuffaro voleva rifare il governatore, poi scandalo sanità, chiesti altri 12 arresti. Identificata la terza talpa è un ex poliziotto. E poi vertice straordinario di maggioranza, Schifani che rientra da Bruxelles, che convoca questa riunione di giunta per cercare di tenere unita la coalizione. Anche qui vediamo nel taglio centrale la foto di Mauro Glorioso che festeggia la sua laurea, è medico, il giovane colpito da una bici a Torino. E poi ieri l'ultimo saluto a Giuseppe Di Dio, il ragazzino che è stato ucciso a Capizzi con un colpo di pistola. L'addio a Giuseppe, dolore e rabbia della comunità ferita, ucciso per errore, lacrime, sgomento e volti tesi tra la folla che ha assistito appunto ai funerali di questo ragazzino giovanissimo. Andiamo a vedere all'interno proprio il dolore della comunità di Capizzi, che ieri si è stretta per i funerali di Giuseppe. L'ultimo saluto tra profondo dolore e rabbia. Santuario di San Giacomo gremito nel giorno del lutto di un'intera comunità, e non soltanto. Il vescovo Giombanco ai giovani di questa tragedia: sappiate cogliere l'invito ad amare la vita. Il suo professore di diritto: in questi giorni abbiamo chiamato l'appello, per noi lui c'è in classe e continuerà ad esserci, perché ha lasciato in noi qualcosa di profondo. Sempre su questa pagina un'altra notizia dove i protagonisti sono giovani, soprattutto una giovane, una quindicenne, abusi sessuali su quindicenne costretta a rubare gioielli ai genitori. La notizia arriva da Scicli: è stato arrestato un giovane di 21 anni che, oltre a compiere degli atti sessuali su di lei, l'ha indotta a rubare denaro e oggetti preziosi ai suoi genitori per poi consegnarglieli. Il giovane, il 21enne, ha anche utilizzato indebitamente il bancomat di famiglia. Per questo motivo è indagato pure per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Il ragazzo è stato arrestato e ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Vediamo la Sicilia di oggi. L'apertura, la sanità truccata, i bandi agli amici. Cuffaro lavorava per ricandidarsi, ma poi c'è anche un retroscena, le reazioni a Roma con Meloni infuriata. Si apre il caso Sicilia. Andiamo a vedere all'interno appunto le reazioni dopo quello che sta accadendo nell'isola, con Meloni furiosa. Si riapre il caso Sicilia. Intanto Schifani che annuncia questo repulisti. Vertice di maggioranza in un clima tetro. Il governatore: il mio impegno per l'isola non si fermerà, ma gli chiedono di interrompere lo strapotere di Cuffaro. E allora vediamo a Palermo, centrodestra in piena crisi, DC in tilt, il gelo del commissario siciliano di Fratelli d'Italia Sbardella, le opposizioni, l'11 sit-in per chiedere dimissioni. E poi a Bruxelles il presidente, che appunto è stato a Bruxelles, ha già la lista dei dirigenti da sospendere. Oggi giunta straordinaria per decisioni importanti, ma dicevamo a Roma nervosismo al vertice di Fratelli d'Italia. Noi vi avevamo avvertiti, l'asse con Lombardo e l'idea di una forte discontinuità. Vedremo quali saranno le conseguenze per quanto riguarda la politica siciliana e soprattutto questo governo. Vediamo anche la prima pagina di Palermo. Intanto le conseguenze del terremoto giudiziario in regione si vedono anche sul comune di Palermo. Nelle carte citati anche un consigliere e il dirigente di una partecipata.
E poi vediamo anche la prima pagina di Catania. Ruspe in azione a Vaccarizzo, l'immobile era del 74 ma era abusivo, l'intervento interforze all'oasi del Simeto. E ancora per quanto riguarda la cronaca, droga nel frigo della panineria, arrestato il figlio del boss di Lineri. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, la nostra rassegna stampa ritorna domani mattina. A tutti voi una buona giornata.